Sì, diciamo che noi siamo 20 anni ormai che stiamo facendo queste strutture con questo elemento che caratterizza le strutture stesse, cioè cerchiamo la qualità nell'estetica, negli spazi e nelle modalità diciamo così, di quando il paziente entra. Da 10 anni addirittura, se voi vedete, abbiamo fatto un elemento distintivo che è questo nero, diciamo così, che fa sì che i nostri centri siano riconosciuti in tutto il Veneto. Ma in questo centro c'è tutta la parte radiologica e nella radiologia si fa, diciamo così, da punto di riferimento la risonanza magnetica, perché è una risonanza magnetica con intelligenza artificiale, ma che se vengono qua troveranno tutto quello che naturalmente necessitano per la loro salute. Abbiamo fatto questo grosso investimento su Montebruno perché ci crediamo molto al territorio e soprattutto siamo sicuri di dare quelle che sono le prestazioni che il cittadino qui necessita. La risonanza magnetica presente in questo centro di medicina è già presente in altri centri, ma qui arriva con dei release, degli aggiornamenti molto sofisticati e molto innovativi, tra cui l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un sistema di deep learning per cui diciamo, le immagini vengono ripulite di tutti gli artefatti da movimento o da rumorosità, diciamo, intrinseche, per cui si possono ottenere in tempi brevi immagini molto nitide con spessori di fetta molto sottili, quindi l'equivalente di uno spaccato anatomico. Questo implica dei vantaggi sia per il medico che va a leggere e interpretare le immagini, per cui diciamo è più semplice individuare lesioni, patologie e quindi arrivare a una diagnosi accurata, sia anche per il paziente, in quanto l'ambiente diventa più confortevole perché diciamo, l'esame è meno rumoroso e allo stesso tempo è anche più breve, quindi l'esame che a volte viene affrontato in risonanza magnetica con ansia perché comunque è un esame lungo e anche già il paziente è ansioso, in questo modo diciamo, si affronta meglio anche l'esame. Ma il nostro staff avevamo già una buona base di partenza in quanto il team era un team che lavorava da tempo insieme, quindi consolidato. Abbiamo proprio in previsione dell'apertura di questa nuova sede preso del nuovo personale, abbiamo 5 ragazzi in segreteria in più, tra cui anche un uomo, che è una cosa un po' diversa insomma nelle segreterie delle accettazioni, e sicuramente loro svolgono una parte molto importante in quello che è il lavoro del centro di medicina perché hanno il primo contatto col paziente, quindi l'accoglienza sia del personale che telefonica, che è molto importante perché molto spesso ci sono dei pazienti che non hanno le idee ben chiare, o meglio non sanno esattamente a chi rivolgersi, quindi il ruolo del personale di accettazione è molto importante. All'interno di questa sede abbiamo poi dopo il gruppo dei tecnici di fisioterapia e di radiologia. Fisioterapia sono 8 fisioterapisti, lavorano da tempo insieme, è un gruppo anche quello molto consolidato che conosce il territorio, i pazienti e quindi sicuramente dà una marcia in più. Da poco abbiamo 2 tecnici di radiologia perché quello è un servizio nuovo che stiamo ampliando, quindi probabilmente con il tempo arriveranno persone nuove. Posti di lavoro e soprattutto medici, professionisti che arrivano e rimangono sul territorio, perché questa, ricordiamoci, è un'azienda in cui i privati hanno investito. Prima con il signor Pappes ho chiesto ma quanto coraggio, quanto rischio di impresa c'è stato qui è un futurista lei, ecco, nel vero senso della parola. In effetti se in questi ambiti non si getta il cuore oltre l'ostacolo non si può, e quindi sono molto grata agli imprenditori che hanno avuto questa generosità, perché non è da tutti riuscire a vedere in prospettiva un futuro concreto ma così dinamico e necessario per la struttura, per il territorio nostro. Quindi io sono certa che con la copertura dei 120.000 abitanti questo sarà veramente di supporto per la sanità pubblica convenzionata. Il senso è quello di creare un qualcosa di bello e di dare un'emozione a chi entra, che quando entra su queste strutture spesso ha un problema, quindi spesso sta pensando a qualcosa di brutto, e quindi quando vede un ambiente che è rilassante, che ha un design più di un'hotellerie che rispetto a un centro medico,
Il nostro idea è quello che almeno smetta un secondo di pensare al suo problema e abbia una filosofia un po' più che tutto andrà bene e potrà essere sistemata la sua problematica. Questa è un po' la nostra idea, è difficile da realizzare e ci stiamo provando. Ecco. Io uso la parola wellness mood, che poi è, qui possiamo parlare ormai nei centri di medicina di un wellness mood totale, cioè in tutti gli aspetti, dalla grafica alla comunicazione, all'arredo, perché vogliamo che le persone stiano bene, stiano in sintonia con l'ambiente, e perché crediamo che essere positivi sia il primo momento per guarire.